Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, siamo in trattativa per Patrick Cutrone. Allora, vediamo, Cutrone. Allora, vediamo. Vediamo, lui ha una clausola rescissoria di 5 milioni. Proviamo a 3. No, ho sbagliato, cazzo, mamma mia. Ok. Vediamo. Il mercato entra nel vivo. Ola! Cazzo, può arrivare Patrick? Che spora, se arriva Patrick, ciao. Allora. Fatta? Ah, il contratto però, cazzo. Il contratto sarà un altro paio di maniche. Ti prego, Cutro. Cutrone è inamovibile, cioè, l'inamovibile, ragazzi. Ho penso che su Football Manager l'altro anno, no quest'anno, l'altro anno. Adesso sulla bocca di tutta, di Patrick. Allora. Cruciale. Dai, Cutro, guarda come si eccita, Cutro, dai, ti prego, Cutro. Ti prego. Finita bene, finita bene. Si tratta. Perfetto, godo. Portiamola a casa. Durata del contratto, cazzo. Proviamo 3 anni. Ti prego. Sì, dai, calma, relax. Relax, Beppe, relax. Sì, va benissimo. Va benissimo. Accetto. E godo, adesso la cosa più difficile saranno i money. Sparo budget stipendi 10.000, adesso vedo. Oh madonna. No. Oh. Ma andrò già in rosso? Speriamo di no. Vabbè, ho già provato, fanculo, se mai vado in rosso. Fotte sega, mi prendo solo lui che sborda. Ok. Poi abbiamo Barella. Vediamo quanto vogliono per Barella. Sarà già più duro, se no prendiamo solo se possiamo. Offerta iniziale per Barella. Ah, perché? Budget stipendi 0, fioi. Sì, perché me li ha scalati dai trasferimenti, ciao. Offerta per il cartellino. Ora proviamo, 1 milione. Un milione per fare. Adesso mi vanno a cagare. No, è rimasto di me. Vai. Niente. Utilizzare sto bene, è impossibile. Offerte ricevute non esiste.
bisogna andare su giocatori, sono venuto fuori classe. Bisogna andare su gente un po' più scarsa. Allora. Facciamo così, si può andare per squadra. Campionato. Calcio B. Vediamo un attimo. Vediamo, qua c'è qualcuno che mi può interessare. È Benali, però non mi serve. Parma. Caraia, un CC. Ho bisogno almeno di un CC. Un'area vecchiotto. Allora, Palermo. Ciocev. Ok. Anche Iaia. Non mi dispiace. Proviamo qualche colpo che avete consigliato anche voi. Difensore centrale, Zino. 61. Poi abbiamo Maggiore. Allora io vorrei di cominciare. Anche Piantina, Murgia. Vediamo Murgia, ma... Vediamo per il prestito. Secondo me è un giocatore della Serie A, a parte Cutrone, ma perché il Milan ne ha già tanti. Ok, vediamo se può arrivare in prestito Murgia. Sarebbe un bel colpo. Sì, un anno di prestito, cioè... un anno. Ok. Va bene. 60-40. Controfferta. Siamo 50-50. Speriamo. Vabbè. Trattativa raggiunta. Quindi? Aspetta, giustamente. Aspetta lo stronzo accettare. Vabbè. Agi, clemenza. Vediamo. Clemenza. Clemenza. Uno e 5. Proviamo a saltare la trattativa. Vai. C'ho Clemenza, l'ho preso anche di là. Clemenza me lo godo. Sì. Allora. Il ruolo del giocatore cruciale. Magnifico. E fin qua che siamo... A 4 anni, vabbè, cazzi tuoi. Bisogna dei soldi però, perché non ho scherzi, non ho scherzi. No. Ignoriamo la clausola. 1.900 a settimana. Vabbè, ce la faccio. Perfetto. E anche Clemenza arriva e gode. Se andiamo in bancarotta, fotte sega. Abbiamo pagato parecchio, eh. Cioè, se arriva anche Murgia, abbiamo fatto centrale. Difesa fanculo per il momento. Allora, qua aspettiamo di vedere i parametri anche. Avanza. Ha accettato di trasferirsi. Sì cazzo, sì. E arriva. Quindi non devo fare un cazzo? Bel colpo Murgia, secondo me va bene. Speriamo.
Io aspetto anche i vostri consigli. Si è appena arrivata la squadra. Vabbè, speriamo bene ragazzi, io aspetto anche i vostri consigli, comunque in prestito, non è che pagato molto. 20 volte già morto, ufficiale. Allora. Cutronone e togliamo... che c'è sulla carta è più forte Geico. Vabbè. Ok. Murgia 68, benissimo. Facciamo così intanto. No, Clemenza è già arrivato, perfetto. Allora Clemenza togliamo Fabris. Bentivoglio è infortunato, lo lasciamo qua. Cutrone qua. Domizi. Murgia 68. Mettiamo Clemenza qua. E ok. Buono. Mi piace. Ragazzi, Andiamo alla partita della Coppa. Oggi seguiremo sempre la nostra arena e vediamo i nuovi colpi di mercato di Veneziano. Aspettarci, Stefano. Un grande spettacolo, ormai questi tornei sono parte integrante del precampionato delle squadre che li affrontano per mettere alla prova i loro subito Murgia e per allargare la propria base di Clemenza. tutto, ovviamente. Sembra Football Manager, siamo tornati, ragazzi. Sempre più spumeggianti. Vediamo molti in Clemenza, abbiamo speso 1 milione di euro per Clemenza. La scelta del tecnico per questa sfida è ricaduta sul 4-3-3. E 3 per Cutrone, cazzo. Composto da 2 attaccanti schierati. Ha speso questo Venezia di Tacopina, ha grandi ambizioni. Un classico. Manovra interrotta dagli avversari. Poi vediamo, posso provare anche l'attacco Zigoni Cutro. Occhio, cerca l'area di rigore. Puntuale ottimo. Qui il difensore nel recupero. Murgia. Occhio. Buono, Marsura. Erroraccio. Il reparto offensivo con questo giocatore. Oggi è il giorno del debutto, vedremo che risposte saprà offrire. Speriamo buone in questa amichevole. Queste amichevoli facciamo vedere ancora tutte. La scelta si è Qui dopo il campionato facciamo più partite e facciamo la sintesi. Marsurino. E Marsurino si invola. Splendido. Che serve almeno nelle intenzioni, nelle speranze per fare Falzerano! Fuori. Grande fiducia, grandi speranze, vedremo come se la caverà. Che belli coriandolini. Un grande colpo, vedremo se sarà all'altezza delle aspettative, di sicuro. In questa estate italiana e negli occhi tuoi. Fin da subito. Voglia di no, passaggio cazzo. che non era certo fra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Guadagna metri. No, no. Occhio al tiro. Grande Audero. L'intervento del portiere. Non servono portieri, noi abbiamo già il fenomeno che purtroppo non è nostro. Del match. Tentativo di pressing. Però Tacopina deve tirare fuori i soldi, ho i soldoni di Tacopina. Ha capito tutto, ha recuperato il pallone. Perché non mi aspettavo di partire con 7 milioni, Deve già interrompere il gioco. 7 milioni non sono pochi in B. Mamma Audero, mamma che portiere che ho. E purtroppo però ce l'ha anche la Juve. Facciamo fatica per il momento, però rispetto alla partita con lo Zvolle, attenzione. Clemenza. Murgia, vai Murgione. Vai Marsura. L'Amsterdam Arena ospita le gare dell'Ajax dal 96, impianto di ultima generazione, capienza oltre le 50.000 unità. Poi Patrick, bravissimo per Marsu. Capace di ospitare. Patrick, traversa che colpisce la traversa e torna in campo. Mamma che traversa di Cutro. Clemenza. Bravissimo Clemenza. Come lo vede Marsura? C'è spazio per andare. Prova a far partire il tiro. Puttana miseria. Che fatica, che fatica. Traversona incredibile. Peccato, no, non la beffa. E ancora Audero. In causa qui. Lei non troppo difficile. Audero è splendido. Garofalino, il nostro Garofalo. Apre sulla fascia. Merda. Occhio ragazzi, occhio. E c'è la conclusione.
Hanno aperto le marcature con bel gol degli avversari. Vedremo se avranno altri spazi per continuare a colpire. Non qua dormita un po' generale. Mi aspetto una reazione avversaria, dovranno sudare se vogliono portare a casa la vittoria. Il Venlo passa in vantaggio. Una traiettoria pazzesca, un gol straordinario. È davvero un bel gol. È riuscita ad imprimere alla palla una traiettoria. Queste però amichevoli servono, lo sappiamo, per provare la squadra, collaudarle, capire. Prova ad andare vicino al secondo gol, ma stavolta il portiere gli ha chiuso la porta. No. Ci proverà sicuramente, non è uno che si arrende. Ferma l'azione, Bravissimo. recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Vai Mars, fallo, niente. Non me lo fischia l'arbitro. Ci sono metri a disposizione. È tutto solo. Buona la parata impresa. Paudero comunque è uno dei migliori dei nostri. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Dobbiamo giocare di più dalla parte del false però, Occhio ragazzuoli, occhio. Alla messa dentro. Grandissimo, vai Marsura. Senza problemi. E se ne va. Clemenza, mamma mia come gioca il Cle. Come gioca il Cle per Cutrone. Come gioca il Cle per Cutrone. Può colpire da lì. Ma non ci credo. Conclusione che è terminata non lontana dai pali della porta. Avrebbe sicuramente meritato il gol qui. È mancato quel pizzico di fortuna necessaria in questi casi. Siamo un po' sfigati, però, perché... Non giochiamo male però, Sono bravo ecco, qui il appena detto. difensore che legge bene. Comunque sono abbastanza soddisfatto. Occhio, cerca l'area di rigore. Prova a sorprenderlo. No, non puoi dargli rigore. Ed è calcio di rigore. Vabbè. Non ci sono dubbi, è calcio di rigore, arriva anche il cartellino giallo. Vai Credo vecchio che mio. l'arbitro abbia preso la decisione giusta per Luigi. Mamma mia che portiere che ho. Ma che portiere ho. Rigore parato. Mamma mia. Mamma mia. Occhio al suo movimento. No. Occhio al tiro. Mamma mia, non è che c'è Udero, ma stiamo soffrendo adesso, Si soffre. Palla fuori, sarà corner. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Si soffre anche tanto. Difficoltà qui, non riesce a spazzare. Vai Cutro. Buono, dai che facciamo girare questa palletta. Bravo. Ah, troppo lunga però. No! Bello. Ma grande, grande, 2 grande. minuti di recupero segnalati dal quarto uomo. Ok. Vai Cutro, stiamo giocando veramente un buon calcio. Attenzione, Marsuretto. Marsuretto. Vede Cutrone. E c'è il gol di Clemenza al debutto. Mamma mia. Per la clemenza della corte. 1-1. L'avversario ha avuto il pallino del gioco in mano più a lungo e ha creato un maggior numero di occasioni. Se non segna è inutile. Vabbè, io ho letto che qualcuno ha detto che è sempre uguale. Io vedo un gameplay veramente contro la CPU stupendo. Con la squadre che giocano non più con torelli infiniti, ma ci si diverte molto di questo più. match nella fase a gironi della Coppa Internazionale Europea. Sarà sicuramente uno spettacolo, Pier. C'è spazio per andare. Falzerano, si è visto poco oggi, Clemenza. Clemenza è un pittore oggi. Clemenza è un pittore. Meglio e allontana il pallone. Clemenza è il nostro pittore. Prova, respinge il difensore. Merda. Si avvicina all'area. Questo è bruttino. E c'è la bravo, no! Che rimpallo grande. Fantastico riflesso del portiere sull'attaccante. Ha dimostrato senso della posizione e riflessi fuori al comune. Palla verso il centro dell'area. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Ci sono metri per andare. Ok, vai Patrick, ha fatto un grandissimo assist per Clemenza. E Patrick se ne va. E Patrick se ne va. Avanza, palla al piede. Patrick lo facciamo diventare un fenomeno. No, qua ha fatto una cagata biblica, devo creare un po' le skill perché mi ricordo più un cazzo.
Per lui oggi è il debutto assoluto con questa maglia. Stefano, come se l'è cavata secondo te nel primo tempo? Non ha disputato un brutto primo tempo, anche se non ha trovato il gol. Ha fornito comunque un assist. Bravo. Deve migliorare il proprio rendimento se vuole vincere oggi. Attenzione, con pareggio va benissimo Fiori. La mette in mezzo. E ancora Audero. Garofalino. Vai Garofalino. Ah, era bella per il falso, ma purtroppo recupera il Venlo. Palla nella zona mediana del campo. Occhio, cerca l'area di rigore. Si accentra, attenzione. Dai ragazzuoli. Boh. No, aspettiamo fuori cambio. La distanza, ma insomma, qualcosa non è cosa funzionato. mi consigliano? Magari ha preso una zolla o confermiamo. Forse la palla gli è rimbalzata male, non ho capito. Fatto sta che ha mancato il bersaglio di parecchio. Altro cambio. Ci sarà un cambio. Buona prova di Murgia, soprattutto nel primo tempo. No. Butta l'area. No, bravissimo Domizzi, giocatore d'esperienza, signori. Buono, vai Clemenzino, il pittore. Ecco. Restituisce bene il pallone. Ha controllato male. Dai che roba nostra. Sostituzione in vista. Dai che roba nostra. Vai Falze, vogliamo l'acuto di Falze. Fallo. L'arbitro ferma il gioco. Bruscagin del grosso. I principali quotidiani sportivi hanno riferito all'interesse per il giocatore da parte di diversi club. Sarebbe un colpo importante per qualunque club, ma non penso che lo lasceranno partire tanto facilmente. Bravo Domizzi, fa il numero. Domizzi fa il numero. Attenzione al movimento dei compagni. E poi fa un cross da cioccolataio, ma va bene. Che allontana. Se non può farlo, secondo me. 66esimo. Passaggio intercettato. No. Guadagna metri. Porca miseria. Taglia nel mezzo. No, eccolo qua. Bel gol. Mi suona anche il telefono, scusate. È proprio dominio questo, vantaggio strameritato. Fanculo. Assolutamente Piero. Cazzo, non ci regaleranno. Tante occasioni ragazzi, tante occasioni. Non arriva il pareggio proprio per sfortuna. Pallone fantastico, attenzione. No, ancora rigore, ma dai. Ma che schifo. Ha rischiato l'intervento in scivolata ed è andata male, qui il fallo c'è tutto. L'arbitro non poteva fare di paro anche questo perché io mi chiamo già espulso duro addirittura. Niente da fare per il portiere. 3-1, ma ladrata sto rigore. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Vabbè, no problem, noi siamo una squadra di bici. Guarda che bello. Zigoni basso. Finisce 3-1, ma a mio parere buon Venezia. Dice che può bastare. Sconfitta. Porca miseria. Vabbè. Raga, il mercato comunque sta andando bene. Prossimo video ancora continuiamo il mercato, ancora consigli e speriamo di portare a casa la vittoria nella terza partita. Siamo ancora secondi per fortuna. Va bene, raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!